Buonasera a tutti, io come ha detto Sabrina sono Francesco Roin di Ospedale Uganeo e faccio parte del comitato Lasciateci respirare, ma non solo faccio parte di quel comitato lì, ma anche sono referente del comitato contro i disagi della Veronesi Magini, perché purtroppo le disgrazie dove ci sono si sommano di solito, si creano solo il problema di questi biodigestori, questi cogeneratori, ma c'è proprio l'urgenza e la necessità estrema di smaltire questa pollina. Premessa, dopo che ha parlato il dottor Ferrari si rischia sempre di fare brutta figura, che lui è sempre molto bravo. Comunque a livello di comitati noi abbiamo creato una cordata di comitati, siamo circa 12 comitati e abbiamo coinvolto 4 province diverse, perché come ha accennato giustamente la Sabrina, laddove ha fallito la politica, ecco che c'è la necessità di mettere in piedi questi comitati senza colori, senza indirizzi politici, insomma, ecco. Gente di tante idee, ma però nell'obiettivo comune di tutelare sia il territorio che l'ambiente, che è una cosa strettamente correlata. Io sono rimasto scioccato quando ho visto le ultime proiezioni del satellite, che possiamo anche farla vedere, sull'inquinamento della pianura padana. Cioè, nella zona dove abito io, Este, Ospedaletto Este, siamo al 3° posto come inquinamento nella regione Veneto. E questo qua è un triste primato, perché se noi pensiamo che la pianura padana è tra i primi 5, chi dice 8 o 5, ma comunque sia, la cosa è estremamente grave, sono i luoghi più inquinati al mondo, questo veramente ci fa paura. E c'è una direttiva europea che nessuno ricorda mai e che tanti fingono sempre di non vedere, che è la direttiva 2008/50. Questo dice chiaramente alle regioni che là dove ci siano questi sforamenti, come abbiamo visto prima dalle proiezioni e come anche ci ha già detto Sabrina, giustamente, dove ci sono delle aree inquinate come la pianura padana, la regione non può rilasciare autorizzazioni di altre attività insalubri. Sì che l'Emilia Romagna si è mossa in maniera diversa, nonostante non abbia gli stessi livelli di inquinamento nostro. Laddove si deve dare un indirizzo e un'autorizzazione a una nuova attività insalubre, ne devono cessare un'altra di vecchia. Pertanto mi sembra una cosa più che giusta, logica se non altro. Quando ho ricevuto la telefonata da Sabrina che mi diceva che vogliono fare questo cogeneratore qui a Pistola sul Brenta, che tra l'altro avete un paese che è fantastico, avete una villa, un posto fantastico, non vorrei che venisse tutto quanto rovinato, perché il primato di questo paese qua fosse per altre cose, non per le sue bellezze che già ci sono e devono essere assolutamente valorizzate. Mi ha detto che vogliono fare questo impianto, allora, in maniera così come potuto, ho detto, ma finalmente sono 8 anni che li piazzano in Bassa Padovana, si sposteranno anche da qui, no? Abbiamo fatto queste cordate fra le varie province, oltre l'Adige e la Bassa Padovana, insomma andranno anche via. Allora questa realtà è molto triste e noi l'abbiamo riscontrata ancora 8 anni fa, quando nonostante tutto quello che abbiamo lì, perché abbiamo 2 discariche, abbiamo la Sesa che ha il compostaggio più grande d'Europa, e abbiamo la Gea di Sant'Urbano che è una discarica tattica regionale che sorge logisticamente in un'area molto infelice, perché fra il Flata, il Gordone e l'Adige è sorta nei primi anni 90, che non c'erano tutte quelle precauzioni che si adottano, che vengono adottate al giorno d'oggi. Poi abbiamo 3 cementerie, 2 adesso sono in stand-by, diciamo, proprio per la crisi del settore dell'edilizia, ma non per altro, perché anche lì noi come comitati abbiamo fatto delle grandissime battaglie. E prima si è accennato di APAV, noi non siamo fiduciosi sui risultati di APAV. Un sindaco della Bassa Padovana ci ha detto che noi non dobbiamo preoccuparci di queste cose, perché che tutela la nostra salute è l'APAV. Di che cosa vi preoccupate, ragazzi? State tranquilli. Allora vi dico che questa APAV aveva trovato le emissioni sempre regolari, tutto a posto, ragazzi, tutto a posto, non preoccupate. Noi abbiamo fatto analisi presso laboratori certificati, che giuridicamente valide, validissime,
perché hanno strumenti e attrezzature molto più tecnologiche e recenti rispetto a quelle dell'Alpha. Abbiamo fatto una prova, abbiamo inviato un laboratorio di Venezia invece che quello di Padova e hanno riscontrato concentrazioni molto alte di cloruro di vinile, cioè veramente pazzesca. E sono successi altri episodi sempre nella bassa padovana anche di recente, nel mese di luglio, e poi vi dirò perché la Veronesi Mangini. Perché la Veronesi Mangini, questo stabilimento che si trova a Ospedale Lugano, questa attività insalubre, è in centro abitato e produce circa 18.000 quintali di mangime al giorno per una quarantina di tipologie di mangime avicolo, per uso avicolo. Questi signori qua hanno un impianto che ha 50 anni, caspita, è molto vecchio e ha problemi di tipo odorigeno, problemi di polveri, problemi di traffico, ci sono scarichi delle acque di osmosi inversa nelle proprietà dei bagnali, abbiamo riscontrato un sacco di volte la moria di pesci, però questi pesci sembra siano morti o da raffreddore o annegati perché l'acqua non ci dà i risultati. Cioè, oppure quando trovano un inquinamento vi posso dire idrocarburi, livello degli idrocarburi 1370, mentre il limite massimo consentito dalla legge è 50. Penso siamo sulle 27 volte tanto il limite massimo consentito. Però purtroppo il reato di inquinamento ambientale noi riusciamo a portarlo avanti e a volte anche far condannare queste aziende, però dobbiamo investire tempo, un sacco di energie e molti soldi che spesso ci mettiamo noi perché sponsorizziamo noi queste cose. Poi le aziende se la cavano con una multa di 200 euro. Questa qua è una cosa veramente assurda, tutto quanto è concesso, tanto. Questi sono gruppi, parliamo del primo agroalimentare d'Europa, basta pensare che Budi, Aia, Montorsi, sembra Parmigiano Reggiano, San Daniele, anche ultimamente, insomma, sono dei colossi, si permettono di fare un po' tutto quello che vogliono. A luglio è successo che per una settimana sono piovuti i mangimi, ok? 36 telefonate per far uscire l'acqua. Polizia municipale è in difficoltà perché come fa a dichiarare che sono mangimi? Allora dico, guardi, vice comandante, voi vedete fuori, dichiarate quello che vedete, se ci sono polveri, di che colore sono le polveri, se sono maleodoranti, nulla di più. Poi sarà l'acqua a provare la tracciabilità. Ma sai, insomma, lì capiamo che c'è una volontà politica di tenere un po' le cose sotto traccia, no? Dopo 36 telefonate e alla fine questo brutto termine, la minaccia di andare sui giornali per denunciare questa omissione molto grave, escono, però vengono a casa mia, vanno direttamente allo stabilimento, l'indirizzo era diverso, dico non riesco, vado a recuperare questo signore, viene sul posto e dice sì ci sono sì polveri, ce ne sono sì, Madonna Santa, ma chi è stato a buttare? Cioè, dico, ma si rende conto di quello che sta dicendo? Ci sono campi, ci sono delle campagne intere, ci sono quartieri, è tutto imbrattato. Poi al sole si sciolgono i grassi e si rovinano le vernici delle auto e muoiono le piante. Siccome noi abbiamo fatto analizzare questi prodotti finiti e abbiamo riscontrato che all'interno molti ai medicati, al solfato lameico, eccetera, eccetera, perché non è che sia il massimo, tanto che i polli 5 giorni prima della macellazione non gli si può somministrare il mangime, questo la dice già lunga da sola, senza che noi aggiungiamo altro, abbiamo fatto anche analizzare il mangime. Ok, abbiamo trovato delle cose preoccupanti, ok? Ci sono tutti quanti i dati di questi laboratori certificati. Dunque chiedo a questo signore Alpav di fare delle foto almeno. Va in macchina, si dice ha ragione, va in macchina a prendere la macchina fotografica. Cavolo, la scheda è piena. E dico, cancelli la fotografia, magari ci sarà quella del compleanno, dai, di cosa sarà mai? Ma lei sa, non riesce. Ha un telefono che è meglio del mio, e dico, cavolo, quello lì può fare anche i quadri, gli ingrandimenti, no, faccia col telefono, la prova, ma non riesce. Mi offro volontario per spiegargli come si fa, si figura, personale il telefono, chiedo scusa, dico almeno facciamo il verbale. Ci sono state enormi difficoltà per fare il verbale e ne è obbligato a fare il verbale. Allora lui sminuiva,
poche polveri, e invece io rincaravo nelle mie osservazioni in consistente quantità, come ampiamente documentato da varie documentazioni fotografica legata, ne ho fatte tipo un centinaio di foto, potevo fare un servizio, anche i servizi matrimoniali sui curati, insomma, procediamo di quella campionatura perché voglio la tracciabilità. Perché siccome questi volevano intervenire dopo un mese, così ci organizziamo, no? Qua c'è il corpo del reato, cavoli, possiamo raccogliere quel badile, cosa decidiamo di fare?